Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro e benvenuti a Nuorese Bosa, 11ª giornata del campionato di eccellenza. Toro, Porco, Giano e Piredda partiti con il primo possesso per il Bosa che gioca in maglia blu con inserti rossi a richiamare i colori sociali della squadra della Planargia. Chiede il rispetto della distanza, siamo quasi pronti a partire. Parte Roberto Carboni, ci arriva Trini che riesce anche a bloccare. Gioco che finalmente può riprendere con Pinna che tocca corto su Peana. Peana mette il pallone al centro. Arriva in questo momento, batte Santoro sul secondo palo, attenzione! Ha messo il pallone al centro Varruccio, ha pulito molto bene l'area di rigore Mattiello. Steri per Santoro, a spazio Santoro. Santoro per Ragazzo, attenzione perché la posizione è irregolare anche stavolta. Vediamo se Santoro cercherà direttamente la porta. Va Santoro, il tiro, ci arriva Simula e poi Mauro Ragazzo di testa mette in rete, ma c'è la segnalazione dell'assistente, si lamenta Ragazzo, ma il gol viene annullato. Duello aereo con Ledda e qui arriva il fischio del signor Bogo che manda le squadre negli spogliatoi. Meglio il Bosa all'inizio, qualche sussulto della Nuorese nel finale, uno 0-0 sostanzialmente giusto al termine di 45 minuti non proprio belli. Riparte ufficialmente il secondo tempo. Alla messa in mezzo da Santoro non ci arriva nessuno e attenzione perché c'è calcio di rigore in favore della Nuorese. Va Ragazzo! Angola il tiro e la Nuorese va in vantaggio. Conclusione imprendibile. Ora per Santoro, a spazio la Nuorese per distendersi in contropiede. Santoro tocca per Ragazzo che non se la sente di tirare di prima intenzione. Mette il pallone sul sinistro e conclude a lato. Va Carboni verso il centro dell'area e c'è il calcio di rigore, stavolta per il Bosa, per una trattenuta forse proprio sul nuovo entrato Spada. Che arriva il fischio dell'arbitro. Trini la blocca, si resta sull'1-0. Va Mattiello direttamente su Trini che si distende alla sua destra e mette in calcio d'angolo. Lancio a cercare Santoro, in anticipo su Ledda Santoro, guadagna ancora il fondo sulla destra Santoro, il cross nella zona di Ragazzo che schiaccia, simula e poi Ragazzo mette in rete per il 2-0. E arriva adesso il fischio finale, la Nuorese batte il Bosa per 2-0